Bonjour, alors j'ai eu la chance de lire tous les textes de poésie qui ont été proposés pour le concours, ceux qui ont été primés et ceux qui n'ont pas été. Et j'ai été frappé par deux choses. La première, c'est tous les textes que j'ai lus étaient à la fois riches, simples et purs comme une ligne. Et l'autre chose, c'est qu'il y avait, et on l'entendait dans les lectures qui viennent d'être faites, les extraits, on entendait le souffle, l'espèce de prosodie qui n'est pas la prosodie classique, qui est la prosodie personnelle comme la respiration du poète. Et ces deux choses-là me paraissaient très bien. Et je voudrais ajouter encore quelque chose, c'est que la poésie, ce n'est pas simplement d'écrire des poèmes, d'écrire des rimes, c'est un rapport à la vie, c'est une certaine façon de voir le neuf dans le vieux, le vivant dans le mort, le beau dans le quotidien. C'est une certaine façon d'être présent au monde avec le regard et avec les occasions de rencontre, comme par exemple Trinavia, qui est une sorte de miroir scintillant qui attire certaines incrustations poétiques. Merci beaucoup à vous d'organiser tout ça. Tratto da L'isola di Antonio Mari, in lingua italiana. Mi hai donato il tuo vinto aperto, a spasmi una tassa d'oro, quell'eterno punto fisso mai più trovato, memoria in ogni mio andare, da prodigo figlio. Quest'opera è proclamata terza classificata. Tratto da L'isola di Sibyl Bolli, Svizzera. Quando mi allontano sorgi da dentro, come un grido di sangue che scandisce il ritmo della danza, nel più dolce del coro. Questa è stata proclamata seconda opera classificata. Tratto da L'isola di Paola Santa Croce Latina. Riemerge una spinta profonda e rivedo, l'ambito di azzurro, utopia siciliana che ora si avvissa indolente in quel mare che ho odiato. Quest'opera è proclamata prima classificata. In lingua francese, ovviamente leggo la traduzione. Tratto dall'isola di Bernadette Ginestè. Negli scintillii ribolletti del Mediterraneo, i profughi senza nome muoiono inghiottiti alle porte dell'Europa che cerca, onda umana dopo onda umana, di raggiungere nella folle speranza di sfuggire agli orrori brutali e tenaci delle loro vite mutilate. È proclamata prima opera classificata. Nella sezione lingua siciliana leggerò la parte, l'estratto in siciliano con traduzione in italiano. Tratta dall'isola di Vincenzo Ricciardi, Roma. Picchisto giuvao Gregori, pallegrari, piscurdari e perdonari, profumo, qua avevo stato, tra quali auto un poco buscavo a bene. Per questo è servito il mio cuore, per allegrare, per dimenticare e perdonare. Chi siamo stati, chi saremo stati, in quali altri per un poco abbiamo guadagnato pace. Tratto dall'isola di Bernardo Carolo, Trapani. Sicilia, chi trannesco le cuguzzi, nell'inalocchi lumenti piccoli, tu, vincia la cucuzza, quando ancora, di mare, cielo, terra e fogli. Sicilia, che trannesco le zucchine, ci fecondi negli occhi il meglio che raccogli, tu, dentro la boccuccia, quando attingi, tramuti mare, cielo, terra e foglie. Proclamata seconda opera classificata. Tratto da L'isola di Salvatore Vitali, Ragusa. Se l'incanto veni, casi stuta, si sia la poesia e il canto che ti salva l'amore di Macio. Case la sorti, rilaghienti cadeni, ci cancia colora, matrigna la terra, e nell'ultimo
rigo è scritto e morti, forse per i dice mari, no, frati, coro, figli, nipoti, chiamati migranti, amico, sienti, risiusi, hello, good, salam, libertà, e noi, rienti mafiosi, ossia rasi, venerica, se Dio vuole, trattiamo in mano. Se l'incanto viene che si spegne, se sia la poesia il canto che ci salvi l'amore di madre, che se la sorte della gente che viene ci cambia colore, matrigna la terra, e nell'ultimo dico è scritto è morte, forse pietre, ciottoli di mare, no, fratelli, sorelle, figli, nipoti, chiamati migranti, amico, senti, desiderosi, hello, good, salam, di libertà, e noi, da finti mafiosi, ossia entri, benedica, se Dio vuole, facciamo le mani. È proclamata prima opera classificata.